Sì. Confabulate, sì. E qua non dipende nulla. Tutto a me, tu vai. Te chic, tutte a me, te cerca tutte e due, anzi, la colpa principale è tua. E te la prendi con lei, ma la colpa fosse tu. Ha fatto tutto lei, secondo me. Se la colpa è pure mia, è normale. Sì. Senta me. Sì, però le cose le devo venire a sapere sempre per ultimo. A cose fatte, a cose concluse. E queste che non riesco a capire, non transito. No, è colpa nostra se tu come padre inizi a fare sempre bordelli, tutto. No, è vero, mamma. Ma quando si alza alle 6:30 di mattina per andare a lavorare, è un bordello. Non c'entro più a lavorare. Qual è il problema? Mi hanno licenziati a 6:30 mattina, è un bordello. Va bene. È colpa mia. Non posso Colpa passare. mia, va bene, colpa mia. E allora lei che devo fare? Tu devi fare qualcosa. Mi sono d'accordo. Ti piace camminare? Che già fa? E che non fare? Vieni. Ma che fine? Secondo me tu non sai neanche chi è stato. Va bene. L'ho preso, non lo vedi di nostra figlia. Mia figlia è come me. È bravo come me. Sì, tutto uguale, come te, tutto uguale ne porta a casa. Ti pare Quasi. Madonna. mamma. Quello deve venire. Ma cattavani, chi vedi? Pensu, i giorni che hai fatto mi va a fare la Anche lui. Quello con la macchina, quella grande già. Enzo, che le sta guardando così? Non ci sono che fa. I gusti uguali, la figlia di manca 18 anni, cinti pezzo un macchinone. Pezzo un macchinone, prima. È bello un macchinone. È un uomo maduro, io vedo un uomo maduro là, Vabbè, sì, è un po' cresciuto, è un po' più grande di me, ci vogliamo. Maduro, ma che differenza di età c'hai con questo qua? Vabbè, un paio d'anni, cose di niente. Cose di niente. Vabbè, ma tanto quello mo viene. Io vorrei capire se è stato uno sbaglio di gioventù o l'avete premeditato. mamma mia! Le cose si fanno in due. Tu e mamma. C'è tu. Ding dong. Che cosa malamente sono come me? Che cosa male sono come lui? Ding dong. Vado ad aprire. Secondo me aspetta, per un partito buono. Amo. Ciao, amore. Buonasera. Buonasera, signora. Come sta? Piacere. È papà. Buonasera. Papà. Buonasera. Posso avere il piacere di piacere? Qua ci stai Io sono Sergio. figlia. Sergio. Mio marito. La figlia ha detto è un uomo maturo, è una persona seria. Sta presente in Bermuda. Parlate buio! Si devono passare questi giudizi. Grazie. Accomodatevi, ci scambi sta quieta, stai figlia mia. Signor Renzo, io sono venuto qui questa sera, lei sa benissimo il perché, penso che l'ha saputo, so che è rimasto un po' L'ho traumatizzato. saputo all'ultimo in questo momento, sì, l'ho saputo. Vabbè, Per modo di l'abbiamo saputo da poco un pochino tutti, te l'ho dai, detto, siamo, io amo vostra figlia e sto qui per riparare a questo errore. Beh, ci mancherebbe Poi- poi che ne lo riparaste st'errore. Ci mancherebbe, per carità. Ce lo faccio e cosci con il mio pantalone. Mamma, chiappa papà. Renzo, però siamo calmi, siamo persone civili, educate, e io, sua figlia che ha sempre parlato bene di lei, non vorrei che lei questa sera Io sicuro è garantita sta cosa, va bene? Sì, d'accordo. Comunque, io capisco che arrivato a un certo punto lei ha subito un danno morale.
questa cosa, io sarei anche pronto a riparare questa cosa, non solo col matrimonio. Non sarei anche pronto a riparare. Io riparo a questa cosa. Ma sono pronto Ma lui vuole immediatamente. riparare, Io me la stai sposo domani mattina, per me non c'è problema. Però tu hai vestito. Vabbè, domani mattina era un modo di dire, dai. Però vorrei un attimino anche farla calmare. Io vorrei fargli delle promesse, se vuoi. No, le promesse li farete a mia figlia. Sicuramente. Futura vostra, ma futuro prossimo, Immediatamente. Immediato, bravo. Immediato. Esiste un futuro immediato. Ma l'importante è Vedo poco prima del prossimo. prima del prossimo ci sta. Va bene. Papà, fra 10 minuti ci potremmo sposare. Fatevi sentire, che vorreste fare. Ci posso dire tutto. Con calma, però, buono o buono. Facciamo anche queste Non mi c'è, allora io vi volevo fare questa proposta. Io capisco che lei ha subito un danno morale, perché adesso la gente parla, la gente mormola, la Maglione già si preoccupa dell'azienda e quindi lasciamo perdere. Io sarei disposto, facciamo così, lei quando diventa nonno, se sarà un maschietto, io le regalo 500.000 euro. Ma per chi c'ha da pigliata? C'è la nonna! Ma tu sì, mi vieni a mortificare in casa È una mia! forma, ma la prego di non fraintendermi, è una forma Ha frainteso già. non so, l'ho visto, ma No, scusate, ma la fraintesa, veramente la fraintesa non avevamo capito. Voi quando avete detto, scusate, non ho capito. Quando avete detto? 500.000 euro, signora, ma così come segno di... 500.000 euro, Finalmente. sta buona. Però non ho detto altro, signora, mi assumo. Ma posso chiamare mamma? Mamma, però se è femmina, Mamma, capisco anche la mentalità del signor Vincenzo, se è femmina le regalo solo 300.000 euro, però. 300.000 euro! Chissà ancora ne inizia a nascere e ce la facciamo a differenza! Ma no, ma sapete com'è? 500.000 euro, 300.000 euro, ma che poi alla fine rimangono tutti in famiglia, se nasce. Per lei va bene questa mia proposta? Senti, io tutto mi aspettavo stasera, tranne di una cosa del genere. Vabbè, ma Però vorrei capire una cosa, perché la vedo molto furba a lei. E facetemi capire. E se nel caso sta bambina questa cosa dovrebbe disgraziatamente succedere qualcosa e non nasce più, che succede? a questo punto, sinceramente, mi tengo tutti i miei soldi. Che succede? Che non ne do più nulla. No, fammi, che succede? Non ne do più nulla. Bello, tu